Bentrovati amici, oggi parliamo di vita e anche di speranza, un termine quest'ultimo che continueremo a sentire spesso durante quest'anno giubilare. Ci rifacciamo al messaggio che ogni anno i vescovi danno a tutte le chiese italiane il 2 febbraio, ma è un tema che chiaramente ci porteremo durante tutto l'anno. Do subito il benvenuto a Don Salvo Bucolo e anche ai nostri ospiti Alfina Sciacca e ad Antonello Longo. Il titolo della nostra trasmissione è Senza alcun dubbio sì alla vita. Cosa vogliamo dire, Don Bucolo, con questo termine? Allora, come dicevamo, mi rifaccio al messaggio che i vescovi italiani danno, ed è proprio trasmettere la vita, speranza per il mondo. Perché è chiaro, come possiamo parlare di speranza se noi non abbiamo questa attenzione al futuro e quindi alla vita? E quindi i vescovi per la 47esima volta ogni anno ci lasciano questo messaggio e trattano chiaramente anche la questione dell'aborto. Oggi si parla di diritto all'aborto. L'aborto come una scelta libera, come una scelta consapevole, quando in realtà, ed è questo quanto dicono i vescovi italiani in questo messaggio, tante volte noi non ci fermiamo a vedere le cause per cui una donna si trova ad abortire e ci chiede: siamo sicuri che è una scelta libera? Siamo sicuri che è una scelta dovuta da una vera e propria consapevolezza, oppure ci sono delle condizioni, sia umane, sia psichiche, ma anche sociali, morali, economiche, per cui tante volte la donna si trova a fare una scelta che in effetti è contro il cuore di una madre, chiaramente di un padre. Ecco perché io approfitto del messaggio del vescovo, dei vescovi, per dedicare questa trasmissione senza alcun dubbio sì alla vita, e lo faccio tramite la testimonianza, come poco fa dicevamo, di Alfina e Antonello, che hanno da raccontare nella loro storia che significa concretamente, senza alcun dubbio, dire sì alla vita. Sì, grazie. Io direi di ascoltare Alfina e Antonello senza giudizi, senza pregiudizi, perché i nostri ospiti ci aprono la loro vita, ci raccontano una pagina dolorosa ma che poi diventa di luce della loro storia, della storia di vita. Quindi grazie Alfina, grazie Antonello per essere qui. Cosa è successo? È arrivato a un certo punto nella vostra vita, vi siete trovati a un bivio? Sì, intanto ci vogliamo presentare, come ci hai presentato tu, siamo Antonello e Alfina, sposati da 27 anni. Il buon Dio ci ha donato di 2 gioielli, 2 figli bellissimi. E la secondogenita, Maria Chiara, è quella di cui parleremo quest'oggi. Noi con la gioia nel cuore abbiamo scoperto che eravamo nella fase di diventare genitore per la seconda volta e abbiamo scelto un ginecologo, siamo andati a fare delle visite. Al primo controllo praticamente abbiamo saputo che era una femminuccia, che gli esami andavano bene, solo che tanta felicità la prima volta, ma la seconda volta invece, come hai detto tu, ci siamo trovati davanti a un bivio, perché il ginecologo, mentre mi faceva l'ecografia, mi disse che c'era liquido in testa, che c'erano i ventricoli molto dilatati e quindi questo comportava dei problemi per la bambina. Io lì per lì non capivo cosa volesse dire, so solo che la prima cosa che mi propose fu l'interruzione di gravidanza, ma mi rimandò a un'altra visita il giorno dopo con un altro medico a Catania per rifare nuovamente l'esame, perché mi diceva 4 occhi sono meglio di 2. Quindi potete immaginare in quel momento, diciamo, certo, dalla felicità. Siamo passati dalla prima volta felici, che avevamo saputo che era femminuccia, che la bambina era sana, che tutto andava bene, invece la seconda volta ci è caduto il mondo addosso. Ecco, a questo punto cosa avete fatto? A questo punto praticamente siamo andati il giorno dopo da questo medico. Avete avuto la conferma, abbiamo avuto la conferma che questa bambina avrebbe avuto dei problemi, e quindi vi consigliavano quindi cosa? abbiamo cambiato ginecologo.
Su consiglio del nostro parroco, della nostra parrocchia, siamo andati in una nuova ginecologa, la dottoressa Ciravolo, e lei poi ci ha seguito per tutto il tempo della gravidanza. Mi ha fatto fare degli esami al sangue e da quegli esami sono risultata positiva al toxotest, nel senso che senza saperlo mi sono beccata la toxoplasmosi, e questa soprattutto, se contratta nei primi mesi, dà dei gravi problemi soprattutto al cervello e agli occhi, cosa che poi effettivamente è stata. Comunque, i medici cosa vi consigliano? Vi consigliano di abortire? Sì. Praticamente è stata la prima proposta che ci hanno fatto, perché la bambina avrebbe avuto gravi deficit a livello cerebrale non quantificabile nel tempo, perché come detto la toxo incide soprattutto a livello cerebrale e a livello visivo. A quel punto stava a voi la scelta. La prima cosa che avete fatto davanti a questo... Siete andati in chiesa? Sì, la prima cosa che abbiamo fatto quando abbiamo saputo la notizia, siamo andati in chiesa, è stata proprio la prima cosa che abbiamo fatto. Ci siamo inginocchiati davanti al tabernacolo e lì ho pregato il Signore che ci aiutasse in questo momento buio che stavamo attraversando. Don Salvo, quindi una coppia di genitori felici perché hanno già un figlio, stanno per aspettare un'altra bambina, arriva questa diagnosi infausta, ecco, una coppia di persone di fede, la prima cosa che fanno è andare in chiesa, inginocchiarsi e mettersi davanti a Dio. E chiedere luce, ma è molto importante evidenziare quanto poco fa ha detto Alfina. Ci hanno consigliato di abortire, che è diverso dal mettere a conoscenza le condizioni di salute della propria figlia, e quindi già questo ci fa capire fino a che punto stiamo dando alla coppia, ai coniugi, di fare una scelta libera e responsabile, perché capiamo bene, una cosa è mettere a conoscenza, una cosa è consigliare, e ringraziando il cielo loro hanno avuto la possibilità di avere questa fede, e qui vediamo il valore della fede come illumina, del fatto che il parroco poi ha messo una ginecologa che aveva non solo principi cristiani ma anche principi umani. Stiamo vedendo la bimba, ecco la la regia bimba. ci sta mostrando questa bimba bellissima con degli occhi stupendi veramente. E questo l'ha portato a dire sì alla vita, perché noi purtroppo pensiamo di avere quali sono i parametri per cui una vita è vita, una vita è non vita, invece tramite loro scopriremo come non solo la carissima Maria Chiara ha vissuto la sua vita, ma perché ho avuto anche la possibilità di ascoltarli, di vedere anche delle foto, dei video, la sua vita è stata una vita straordinaria e ho percepito un qualcosa di veramente inedito, cioè veramente sono uscite delle cose importanti. Ma ci arriveremo, perché il primo atto che fanno è andare in chiesa. Il secondo step, il secondo momento è quello di valutare entrambe le scelte. Esatto. Il bivio è questo: i medici vi consigliano di abortire, avete valutato, perché poi subentra anche la ragione, e quindi primo momento mettersi davanti a Dio, chiedere luce, il secondo momento c'è la ragione che subentra. Certo. Da premettere che è stato un momento che tutti, la maggior parte, almeno nel mio mondo, venivano a dirmi mi parlavano solo di aborto. Antonello parla con tua moglie, ci hanno prospettato vari problemi che ci sarebbero stati, però nessuno che mi diceva riflettete un po', cercate di capire. E c'era una settimana di tempo per decidere, perché ormai il momento era prossimo, quindi o si decideva per una strada o per l'altra. Sì. Insomma, voi decidete, Alfina decide... ti senti un po' come davanti a un bivio, no? E pensi ad entrambe, io ho pensato ad entrambe le scelte, se andare avanti con la gravidanza oppure abortire. E mi sono letta dentro e ho visto che
per come sono fatta io, per il carattere che io ho, per i valori che ho avuto durante gli anni che sono stata sempre in parrocchia, in chiesa, che facevano parte di me, no? Ha deciso per la vita. Ho Ha deciso di per la portare vita avanti questa perché gravidanza. non mi sarei mai perdonata per come sono fatta io, sarei entrata in depressione, magari non saremmo più insieme, non saremmo qui a parlarne. Infatti voi mi Perché- dicevate poco fa che questa esperienza di aver avuto una bimba con tante problematiche ha cementato, vi ha unito ancora di più. Sì. E questo è un altro messaggio bello, perché tante coppie, anche per motivi più semplici, che possono sembrare ai nostri occhi più facili da superare, si separano, no? Alle prime difficoltà. Invece Esatto. qui c'è una grande difficoltà, c'è un grande impegno, perché mettere al mondo una bambina con tante problematiche di salute, chiaramente Sì, La al di nostra là... vita cambia. cambia Al la di là vita. di Su ogni questo, ecco ragione. perché io all'inizio dicevo ascoltiamo la loro storia senza giudizi e senza pregiudizi, Certo. perché qualcuno può dire avete messo al mondo una bambina che ha sofferto, invece voi mi parlate poco prima della trasmissione mi avete parlato invece di una vita gioiosa, Sì. dei tanti Al di doni là che di vi ha ogni- dato questa esperienza, che non è stata per voi mortificante, che non vi ha sottratto felicità, ma addirittura ne ha aggiunta. Ma vorrei che siano Sì, alla fine da perché Antonella a dircelo. al di là di ogni ragione logica, diciamo che ci ha uniti come coppia, perché ci siamo uniti in questa cosa, abbiamo deciso insieme, non è stata solo una mia scelta, anche se la bambina era nel mio ventre, era mia figlia, Certo. ma è stata una scelta consapevole anche di coppia e questo ci ha aiutato anche nei momenti soprattutto di difficoltà. E i primi momenti sono stati anche quelli del parto, perché vi siete trasferiti al Sì, Gaslini, assieme- eccetera. Anche lì avete trovato delle persone che vi sono state Certo. accanto, quindi da che tutti vi dicevano, soprattutto medici, Sì, insomma, perché vi consigliavano di abortire, e poi invece raggiunta la decisione avete sperimentato anche la provvidenza che vi è venuta incontro. Sì, perché una volta deciso, perché io sentivo già mia figlia dentro, la sentivo, per me era inconcepibile questa cosa di abortire, perché comunque la vita va difesa, come abbiamo detto, la vita è vita sempre. Com'è stata la vostra solitamente- vita con questa bambina? Felicissimo. La nostra vita con questa bambina è stata... allora, io ho trattato mia figlia sempre come una ragazzina normale. Sì, è vero, c'erano delle difficoltà motorie, perché poi Maria Chiara con gli anni abbiamo visto che non parlava, non camminava, aveva delle serie difficoltà a livello neurologico, però era del tutto cieca, però udiva, quindi quello è stato un canale che abbiamo sfruttato tantissimo. E lei si faceva capire soprattutto tu riuscivi a capirla guardandole il viso, perché era proprio espressione di gioia, espressione di fastidio, espressione di dolore. Io penso che non si debba guardare alla diversità di una persona, ma alla sua unicità, e mia figlia era veramente unica, perché in questa vita c'è chi cammina a 100, chi cammina a 50, chi cammina a 10, l'importante è esserci per farlo, e lei questa voglia di vivere l'ha avuta sempre, fin dall'inizio, perché noi abbiamo deciso di portarla avanti, ma mi prospettavano che potevo abortire anche spontaneamente, e invece lei si è sempre aggrappata alla vita. E quindi noi, quando abbiamo deciso per il sì, siamo andati a Genova e abbiamo deciso di farla nascere lì al Gaslini di Genova, perché era un centro specializzato. E ricordo come quando tu ti affidi veramente alla provvidenza divina, che ti affidi completamente a Dio, non ti lascia mai solo, non ti lascia mai sola.
perché ho potuto sperimentare, anche se mio marito mi accompagnò lì, ma poi con il fatto che c'era Gabriele che aveva appena 3 anni, c'era il lavoro, quindi io rimasi lì da sola in una casa di accoglienza che mi aveva consigliato l'ospedale. Rimasi lì dal 9 gennaio fino al 31, quando poi venni ricoverata, perché l'1 sarebbe nata Maria Chiara con un parto cesareo programmato, ma non mi sono mai sentita veramente sola, perché quando veramente ti affidi completamente a Dio e veramente fai fare a Lui non ti lascia sola. E non mi ha lasciato veramente sola, sì, sempre. perché in quella casa mi mandò 2 angeli che sono dei volontari, Ugo e Vilma, che oggi non ci sono più, sono in cielo. Mi hanno fatto dei genitori perché non avevano avuto figli, e io sono, diciamo, diventata come una loro figlia, si sono occupati di me anche dopo. Perché poi siamo ritornati più volte al Gaslini per i controlli e loro ci sono sempre stati. O come la sera prima di partorire ricordo un fratello di comunità che mi cantò dal telefono il salmo che io amo, il Signore è il mio pastore, oppure il giorno dopo, proprio quando stavo per entrare in sala parto, venne a proprie spese una sorella di comunità che salì proprio per accudirmi in quei giorni, quindi veramente non mi sono sentita sola. Bene, continueremo a parlare di Maria Chiara con Alfina e Antonello, ci fermiamo per qualche istante, ritorneremo subito perché la storia è avvincente e continueremo a parlare proprio con questa coppia di sposi. A tra poco. Stiamo ascoltando l'esperienza di Antonello ed Alfina, hanno avuto una bambina, Maria Chiara, che non doveva nemmeno nascere, talmente erano gravi i suoi problemi di salute o che poteva vivere pochi giorni, e in realtà è nata ed è stata con Alfina ed Antonello sino ai 19 anni, una bambina problematica con tanti problemi di salute. Alfina e Antonello hanno deciso di farla nascere, hanno sperimentato la provvidenza in tutti i momenti dell'esistenza fin quando Maria Chiara è stata con loro, una bambina che vi ha dato tanta gioia, che ha unito di più questa coppia, Don Savo. Cos'era la gioia che vi dava questa vostra figlia? Allora, una volta tornati a casa, dopo che siamo stati al Gaslini, che è stata operata 1 mese dalla nascita, ha messo la valvolina di derivazione per drenare questo liquido, ritorniamo a casa e quindi dobbiamo adattarci a questa nuova situazione. E quindi tutti, da me a mio marito, a Gabriele, il fratellino, ai miei genitori, tutto girava intorno a Maria Chiara. E quello che diciamo, tutti davamo amore, ma nello stesso tempo nessuno doveva essere trascurato, quindi quello che girava intorno a questa ragazzina, che per noi, ripeto, era una ragazzina normale, ha trasmesso, pur essendo in un letto, tanta voglia di vivere, perché era lei che ci dava la carica ogni giorno attraverso il suo sorriso. E riuscimmo ad avere le insegnanti di sostegno, perché qualche anno prima era stata alla Lega del Filo d'Oro, dove poteva fare diciamo una riabilitazione completa, e attraverso sempre queste linee guide da parte loro, quando l'aspetto di salute passò in secondo piano rispetto all'aspetto riabilitativo e ritornò a casa, tutto quel mondo fu trasferito a casa nostra, quindi quella stanza, che era la sua cameretta che divideva con Gabriele, praticamente è diventata una sala medica nel momento in cui venivano i medici a controllarla, a visitarla, ma anche una stanza dove lei faceva la sua attività, non avrebbe studiato nei libri, ma avrebbe avuto tantissime stimolazioni, grazie all'aiuto della maestra. Tante esperienze belle, sì, di vita, siete stati anche a Lourdes, Maria Chiara
è riuscita a fare la comunione? Era il nostro grande desiderio, facendo parte anche dell'Unitalsi, portarla a Lourdes. Lei ci ha seguito sempre praticamente. Don Salvo, la vita si impone sì. ed è, come dire, molti dicono non è normale, che vita è, e invece questa coppia ci sta spiegando che la bambina era felice. Esatto. Perché sperimentava questo amore, dava a sua volta amore, quindi la vita è sempre vita. Mi piace utilizzare queste parole da ciò che in genere noi consideriamo non vita, perché di fatto subito gli hanno consigliato l'aborto, notiamo a una super vita. Cioè veramente, ho visto le immagini, ma anche mi hanno raccontato, c'era la gioia, c'era la voglia di vivere che trasmetteva Maria Chiara a loro e che loro trasmettevano a Maria Chiara, no? Cioè io credo che la gioia che questa famiglia ha sperimentato, probabilmente tante famiglie, tra virgolette, normali, non hanno poi nella realtà sperimentato. Quindi questa è una lezione, anzi una testimonianza di vita, perché è vero che c'è una situazione problematica, di certe problematiche di salute, ma anche è vero che da lì è uscito qualcosa di molto importante, di molto straordinario, in cui ha coinvolto anche tutte le persone che stavano attorno a loro. Quindi io vedo la fede, ma vedo anche la comunità ecclesiale e vedo anche la compartecipazione di tutti, perché poi quando giustamente tanti vedono Alfine e Antonello fare questo, tanti rimangono giustamente stupiti e vedono la possibilità reale che si può dire sempre sì alla vita. A 19 anni Maria Chiara vi lascia. Sì, una notte a causa di un'emorragia importante Maria Chiara ritorna in cielo e può vedere senza più occhi, senza più veli negli occhi questo Gesù, questo dono che ci ha donato per 19 anni, che abbiamo amato con tutto noi stessi. Appunto, vi rimane mi commuove, questo grande sì, amore per questa vostra figlia. Quella stanza che era vita, adesso c'è molto silenzio in quella stanza. Vorrei raccontare anche una cosa, quello che trasmetteva alle persone che la venivano a trovare, per esempio le maestre di sostegno, la mattina, prima ancora di venire a salutare noi, scusate, dobbiamo andare da Maria, andavano da Maria Chiara, stavano 5-6 minuti con lei e poi venivano da noi a salutarci. Avevano un rapporto, trasmetteva qualche cosa di speciale alla persona. Tutti l'amavano, era un miracolo veramente. E per questo noi ringraziamo oggi, a distanza di anni, ringraziamo sempre Gesù Cristo che ci ha dato questo dono. Quindi loro considerano un dono, quello che per altri è un grandissimo problema, è una croce, perché ci sono dei genitori che hanno dei figli disabili e parlano di una gravissima e pesantissima croce da portare. E qui invece si parla di tutt'altro, si parla veramente di tutt'altro, cioè smonta quel modo comune di pensare la vita in cui magari capitano le cose, siamo sfortunati, o tante volte si dice ma mica posso far soffrire mio figlio, mia figlia. In realtà non è affatto vero. Non è affatto vero perché, questo mi piace anche sottolineare, poco fa ha detto Alfina, ma come può una madre, una donna abortire? Cioè noi purtroppo non sappiamo, o meglio non evidenziamo, le sofferenze che una madre porta nell'abortire il proprio figlio. Invece qui assistiamo a una coppia che al momento della morte della figlia, non decisa da loro, è stata consegnata al Signore. È diverso. Quindi loro l'hanno custodita fino alla fine, le manca la figlia perché dicono giustamente per noi quella stanza è molto silenziosa, però è una stanza di un segno, di una presenza che li ha accompagnati per diversi anni, quindi è un'assenza ma anche una presenza che li porta a fare memoria, come stanno facendo in questa trasmissione, memoria di un pezzo di storia che rimarrà a mio giudizio eterno.
E quello che per altri, come dicevamo, è una croce, dipende dalla fede, dal carattere, dal lasciarsi, dall'abbandonarsi alla volontà di Dio, che non farà mai mancare il suo impegno nei confronti della vita di una coppia che decide di dire sì alla vita. Allora, sicuramente la fede dà un più, però anche è vero, perché qualcuno potrebbe obiettare: ma allora io che non ho fede? Io che non credo in Gesù Cristo, non ho alcuna fede, che significa non credo alla vita? Ci possono essere persone che magari non credono in Dio, ma credono nel valore sacro della vita. E sperimenteranno la stessa gioia che hanno sperimentato Antonello e perché la vita già è sacramento di Dio, anche se non si ha piena consapevolezza. Anche se non si ha fede. Esattamente sì. Giustamente per loro, però c'è una prospettiva dell'eterna che gli apre a qualcosa di grande. Bene, Antonello e Alfina, non possiamo che ringraziarvi per questa vostra testimonianza, possiamo solo augurarvi buona vita. E un'altra cosa che mi piace anche sottolineare della loro storia, perché così è ricca che forse una sola puntata non basterebbe. Loro hanno parlato del loro figlio Gabriele, il primogenito, che l'anno scorso, il giorno di Pasqua, esattamente il 31 marzo, per un incidente con la moto è tornata alla casa del padre. Quindi abbiamo non solo una famiglia che ha detto sì alla vita, una situazione straordinaria, particolare, che hanno accompagnato la figlia fino a 19 anni, ma pure si trovano a vivere l'assenza fisica, chiaramente, ma in questo momento sia Maria Chiara che Gabriele ci stanno guardando il cielo, anche l'assenza dell'altro figlio, per cui uno dice: mamma mia, ma come fanno? E qui solo la fede. Qui le ragioni umane, la forza umana, non credo che ce la può fare. Qui solo la fede in Gesù Cristo li porta a credere che i figli vivono in cielo, che i figli sono i loro angeli custodi, e che chiaramente della cosa, secondo me, importante per tutti, che poi tutti saremo un'unica famiglia grande lì in cielo. E per questo io ringrazio veramente, perché non è passato neppure un anno del Gabriele, sono qui a mostrare che senza alcun dubbio sia alla vita. Già la loro presenza qui testimonia che la vita è vita sempre, anche quando c'è un incidente stradale e perde la vita un figlio, l'unico figlio che gli era rimasto qui in terra. Sì. Infatti, dove riposano Gabriele e Maria Chiara, ho proprio scritto: coloro che vivono d'amore vivono d'eterno. Sì. Perché proprio l'amore che riusciamo a lasciare in questo mondo dura per sempre, e loro sono stati veramente amore puro per tutti quelli che hanno incontrato nella loro vita. E io non aggiungerei altro. Sì. Grazie Alfina, grazie Antonello, grazie Don Bucolo. Grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.